Amici della Palla Spicchi, tutto pronto per questa terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, girone B. San Vendemiano questa sera affronta in casa Agri Bertocchi Orzinuovi. San Vendemiano parte con Vedovato, Bloise, Perin, Rossetto e Malbasa. Orzinuovi risponde con il numero 0 Tassinari, numero 5 Siberna, numero 10 Turel, numero 11 Mastroianni, numero 19 Pipitone. Palla 2 vinta dalla squadra ospite che conduce il possesso con Tassinari. Poi va dal numero 10 Turel, sotto da Pipitone. Pipitone contro Vedovato. Tiro sbagliato da Pipitone e rimbalzo di Jacopo Vedovato che poi consegna la palla a Giacomo Bloise. Vedovato riceve. Poi va da Rossetto che attacca, va sotto da Malbasa, Malbasa contro Mastroianni, Malbasa troppo allo scarico per Perin che tira possesso ancora per San Vendemiano. Bloise in palleggio, va da Perin. Perin sotto da Vedovato, si appoggia al tabellone ma sbaglia, rimbalzo è di Pipitone che poi va a Tassinari che lancia in contropiede Siberna che va a segno con i primi 2 punti di questa partita. Bloise attacca, trova uno scarico per Perin, però la palla viene sporcata da Siberna e sarà rimessa dal fondo per San Vendemiano. Bloise riceve rimessa dal fondo, sempre Bloise in palleggio, poi va da Rossetto, Rossetto trova Malbasa liberissimo, tira 3 punti, tiro corto, rimbalzo di Tassinari che conduce l'azione d'attacco di Orzinuovi. Tassinari trova uno scarico per Siberna, poi Pipitone consegna per il tiro 3 punti di Tassinari che è corto, rimbalzo di Vedovato che poi si affida subito a Giacomo Bloise. Bloise raddoppiato, poi trova uno scarico per Vedovato, ancora Vedovato sotto canestro, buona difesa di Pipitone ma buono scarico del numero 2 di San Vendemiano che trova Perin che però sbaglia, rimbalzo ancora Orzinuovi che è già dall'altra parte con il solito Tassinari. Tassinari in palleggio, difeso da Perin. Rientra bene la difesa di San Vendemiano, poi palla sporcata da Rossetto e rimessa laterale per Orzinuovi. Ricezione di Mastroianni che poi va da Siberna che subisce un fallo commesso da Malbasa che commette il suo primo fallo in questa partita. Siberna attacca in palleggio fino in fondo, 4-0 per la squadra lombarda. 7 minuti e 40 da giocare in questo primo quarto di gioco. San Vendemiano attacca ma c'è un fischio lontano dalla palla, fallo in attacco commesso da Jacopo Vedovato ai danni del numero 19 Pipitone e quindi Orzinuovi che ritorna in possesso ha la possibilità di avere un'altra azione d'attacco. Turel riceve, poi si affida a Tassinari.
Tassinari torna da Turel, poi di nuovo Tassinari difeso da Bloise. Turel si alza a 3 punti, tiro difficile che non va, arriva il rimbalzo corto Malbasa, poi Bloise penetra, scarica per Perin che trova Vedovato, che poi riconsegna per Perin, passaggio fuori per Malbasa che attacca Siberna, poi scarico per Vedovato che subisce il fallo del numero 19 Pipitone, primo fallo personale per il 19 di Orzi Nuovi. Dalla lunetta Vedovato va a segno col primo tiro libero, sblocca così il punteggio per San Vendemiano. 2 su 2 per Vedovato, San Vendemiano che si porta sul -2 rispetto agli ospiti. Nel frattempo Turel apre per Mastroianni, poi Tassinari attacca, blocca il palleggio, trova Pipitone difeso da Rossetto, scarico fuori per Mastroianni che palleggia e subisce un fallo commesso dal numero 9 Malbasa, secondo fallo personale in questa partita. Coach Mian obbligato al cambio, fuori Malbasa e dentro il numero 10 Marco Mossi. Dalla rimessa Tassinari trova Pipitone e poi finta il passaggio, Tassinari attacca, scarico fuori per il tiro 3 punti di Mattia Mastroianni che va a segno, prima tripla di questa partita, punteggio di 7-2 per Orzi Nuovi. Mossi nel frattempo riceve da Bloise, poi va da Rossetto, ancora Bloise, si alza a 3 punti, il numero 3 il San Vendemiano, arriva la tripla anche per i padroni di casa che si riportano sul -2, punteggio di 7-5. Siberna riceve, poi vede Mastroianni sotto da Tassinari, Tassinari difeso da Bloise, tiro difficile di Tassinari che non va a segno, ma in compenso c'è il fallo del numero 3 Giacomo Bloise, primo fallo anche per lui in questa partita, e saranno 2 tiri liberi per il numero 0 di Orzi Nuovi. Primo libero a segno per Tassinari. Due su 2, rimessa dal fondo per San Vendemiano, che ora attacca con Bloise. Fallo ancora lontano dalla palla, questa volta fallo commesso dal numero 5 Siberna, e quindi possesso che rimane tra le mani di San Vendemiano, che dalla rimessa trova Perin, poi Rossetto va da Bloise che ritrova Perin, Bloise attacca, cerca un passaggio dentro per Vedovato, ma c'è un fallo di piede della difesa di Orzi Nuovi, quindi ancora possesso San Vendemiano. Passaggio sotto per Bloise, tiro sbagliato, rimbalzo arriva Pipitone che poi consegna a Tassinari, Tassinari fino in fondo, scarica per Mastroianni, ancora Tassinari, rientra bene la difesa di San Vendemiano che ora deve difendere, poi Mastroianni riceve, difeso da Perin, tiro difficile e infatti è sbagliato il rimbalzo di San Vendemiano, poi Bloise trova Perin, scarico veloce per il tiro a 3 punti
di Edoardo Rossetto che non va a rimbalzo, ci arriva prima di tutti Siberna che poi lancia Turel che si alza a 3 punti in transizione, tiro sbagliato. Si lanciano i giocatori di Orzi Nuovi sulla palla, ma il rimbalzo è di San Vendemiano. Tiro a 3 in transizione anche per Bloise, tiro sbagliato e rimbalzo Orzi Nuovi. Ritmi altissimi, Turel attacca Rossetto e va a segno, punteggio di 11-5 per Orzi Nuovi. Bloise trova Vedovato che poi attacca e scarica su Rossetto, altro fallo, questa volta commesso da Turel. E sarà ancora rimessa per San Vendemiano. Cambio per Kozmian, fuori il capitano Rossetto e dentro Saverio Bartoli con il numero 13. Mossi riceve, attacca, alza la parabola, tiro che balla sul ferro, poi esce, rimbalza ancora Orzi Nuovi. Tassinari va da Mastroianni, poi Siberna, ancora Tassinari. Turel vuole attaccare Bartoli, poi trova uno scarico sotto per Pipitone che nonostante la buona difesa di Vedovato trova il canestro e time out per i padroni di casa. Punteggio di 13-5 per gli ospiti, 3 minuti e 58 secondi a giocare in questo primo quarto di gara. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out dei padroni di casa. Rimessa a San Vendemiano. Bartoli avanza in palleggio. Poi Perin riceve, passaggio dentro per Vedovato che sbaglia, però rimbalzo Marco Mossi, tiro a 3 punti di Giacomo Bloise che va a segno, tripla importante che riporta San Vendemiano sul -5. Orzi Nuovi attacca con Turel, poi Siberna attacca Marco Mossi, va sotto da Pipitone che viene spostato col fisico da Marco Mossi, quindi saranno 2 tiri liberi per il numero 19 di Orzi. Primo libero a segno per Pipitone. Secondo libero sbagliato il numero 19, rimbalzo di Jacopo Vedovato. Poi Perin in palleggio per San Vendemiano. Bartoli riceve, ritorna da Perin. Perin attacca, trova sotto Vedovato che si appoggia al tabellone, va a segno 14-10. Sempre per Orzi Nuovi, ma San Vendemiano è viva. Altra difesa importante di San Vendemiano, poi Tassinari riceve, va sotto da Pipitone liberissimo e altri 2 punti sotto il ferro per il lungo di Orzi Nuovi. Bloise, tiro a 3 punti. Altra tripla di Giacomo Bloise, tripla importantissima. Poi c'è Orzi Nuovi che si lancia in contropiede con Turel che trova altri 2 punti.
Cambio per Coach Mian, fuori numero 5 Perin, dentro numero 8 Edoardo Rossetto. Rossetto riceve poi da Bloise che attacca, difesa forte di Pipitone, secondo fallo personale del numero 19, pronto il cambio, fuori Pipitone, dentro il numero 12 Galmarini. Rossetto riceve dalla rimessa laterale, poi vede Saverio Bartoli che attacca, trova Giacomo Bloise, ora Bloise attacca, scarico difficile che però arriva nelle mani di Bartoli che tira, ma è infrazione di 24 secondi per San Vendemiano e quindi di nuovo possesso Orzi Nuovi. Turel attacca ancora lui fino in fondo, altri 2 punti per il numero 10. Mossi riceve da Bloise, poi ancora Mossi, step back da 3 punti, tiro che esce, rimbalzo di Siberna. Poi Tassinari va sotto da Turel, la palla però esce, quindi è possesso San Vendemiano. Cambio per Coach Mian, fuori Saverio Bartoli, dentro il numero 11 Lurini. Rossetto riceve, poi va da Marco Mossi, Bloise sotto da Vedovato. Ancora Bloise attacca fino in fondo e subisce fallo commesso dal numero 0 Tassinari, primo fallo personale, e saranno 2 tiri liberi per Giacomo Bloise. Ancora cambio per San Vendemiano, fuori Vedovato e dentro Marco Perin. Primo libero a segno per Bloise, che sale a quota 10 punti in questa partita, già in doppia cifra. 2 su 2 per il numero 3 e San Vendemiano che si riporta sul meno 5. Turel riceve, difesa aggressiva di Perin, poi Turel si alza a 3 punti, parabola altissima, tiro corto e rimbalzo di Giacomo Bloise. Per un attimo pensativo 3 punti, poi va da Rossetto che attacca, tirò 3 punti dall'angolo di Edoardo Rossetto che riporta meno 2 San Vendemiano. Altra buona difesa di San Vendemiano che subisce fallo subito da Marco Mossi e fallo commesso da Galmarini con il numero 12, primo fallo personale, 30 secondi da giocare. Bloise sempre in palleggio, poi Rossetto, altro fallo di Orzi Nuovi, fallo commesso da Mastroianni. Fallo di Mastroianni, saranno 2 tiri liberi per Rossetto. Cambio per coach Salieri, fuori proprio Mastroianni e dentro l'ex della partita Lorenzo Varaschin con il numero 8. Cambio anche San Vendemiano, di nuovo in campo Saverio Bartoli e dentro il numero 3 Bloise e fuori il numero 3 Bloise. Primo libero sbagliato da Rossetto.
0-2 per il capitano di San Venimiano. Poi c'è il rimbalzo di Galmarini che va da Turel, poi Tassinari. Orzinuovi vuole giocarsi questo ultimo possesso, 10 secondi, ancora Tassinari in palleggio, buon anticipo di Bartoli che poi trova un'apertura per Perin che va fino in fondo, e allo scadere del primo quarto di gioco San Venimiano impatta a quota 20 Orzinuovi. Bella partita combattuta, punteggio di 20-20 con un Giacomo Bloise a quota 11 punti. Ottima prestazione la sua, che ha permesso a San Venimiano di rimanere appesa a questa partita con le sue triple. Squadre di nuovo in campo, San Venimiano con Lurini, Rossetto, Bartoli, Mossi e Perin. Orzinuovi con Turel, Galmarini, Tassinari, Varaschin e Siberna. Mossi riceve, difeso da Galmarini, poi trova lo scarico per Bartoli, riceve Perin da 3 punti, si alza e mette a segno una tripla e primo vantaggio per San Venimiano, 23-20. Siberna va da Varaschin, poi ancora Tassinari. Buona difesa di San Venimiano, però c'è Turel che trova sotto canestro Galmarini che va a inchiodare al ferro 2 punti, e punteggio che si riporta sul 23-22 sempre per i padroni di casa. Mossi, ricezione difficile, poi difende la palla e subisce il fallo del numero 10 Turel che commette il suo secondo fallo personale. Bartoli riceve, va da Perin. San Venimiano riesce a tenere la palla con Bartoli che si alza, poi sbaglia, rimbalzo di Perin sotto da Lurini. Mossi, tiro in arretramento sbagliato, e rimbalzo questa volta è saldamente tra le mani di Orzinuovi con Tassinari che va in palleggio. Poi Varaschin, Turel, sempre dal solito Tassinari, fallo lontano dalla palla commesso da Lurini ai danni di Galmarini. Primo fallo personale per il numero 11 di San Venimiano. Galmarini riceve, consegna per Tassinari. Turel, ancora passaggio dentro per Galmarini, altri 2 punti sotto il ferro per il numero 12. Perin in palleggio, apre per Bartoli, liberissimo, si alza a 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Tassinari che poi va da Turel in contropiede, buona difesa di Lurini, poi rimbalzo arriva con cattiveria Siberna che subisce anche il fallo del numero 11 Lurini, secondo fallo personale, 2 tiri per il numero 5 di Orzinuovi. Doppio cambio per Coach Mian, fuori Lurini e Bartoli, dentro Bloise e Vedovato. Primo libero a segno per Siberna.
2 su 2 per il numero 5, quindi ancora Bloise in palleggio. Poi Perin sotto da Mossi, buon attacco di San Vendemiano. Mossi sbaglia la correzione anche Vedovato, quindi il rimbalzo di Galmarini che poi pecca nel controllo e quindi palla recuperata da San Vendemiano. Perin si apre da 3 punti. Tiro da 2 punti secondo gli arbitri, quindi 2 punti a segno per Perin. San Vendemiano -1. Turel apre per Varaschin. Varaschin attacca, poi toglie lo scarico per Galmarini che si alza e mette altri 2 punti. Perin in palleggio, trova Mossi, tiro a 3 punti del numero 10. Tripla importante che va a segno e di nuovo pareggio, partita sul 28 pari. Partita molto combattuta entrambe le squadre. Tempo, bel passaggio di Turel per Siberna, altri 2 punti sotto il ferro e di nuovo più 2 orzi nuovi. Bloise attacca fino in fondo, scarico per Vedovato, palleggio, resto e tiro di Perin e ancora pareggio sul 30 pari questa volta. Varaschin consegna per Tassinari, poi Siberna riceve ma c'è l'anticipo di Marco Perin che in contropiede va a segno e di nuovo vantaggio padroni di casa. 6 minuti da giocare. Tassinari sempre in palleggio, trova Siberna, poi Varaschin sotto ancora da Tassinari che apre per il tiro da 3 punti di Siberna, tiro sbagliato e rimbalzo San Vendemiano con Mossi che poi dà la palla a Bloise. Bloise in palleggio rischia di perdere la palla sulla buona difesa di Varaschin, ma San Vendemiano riesce a tenerlo il possesso. Poi Mossi contro Siberna, vuole giocarsi, tira un arretramento di Marco Mossi che subisce il fallo del numero 12 Galmarini. Saranno 2 tiri liberi per il numero 10 di San Vendemiano. Cambio per orzi nuovi, fuori il numero 10 Mirko Turel e dentro il numero 23 Marco Timperi. Cambio anche per San Vendemiano, fuori Rossetto e dentro Saverio Bartoli. Primo libero sbagliato per Marco Mossi. Secondo libero a segno e più 3 San Vendemiano. Altro cambio, fuori proprio Marco Mossi e si ritorna in campo di Malbasa. Tassinari in palleggio, trova Siberna, poi riceve Galmarini, ancora Tassinari, Siberna, ancora Galmarini, passaggi molto veloci per orzi nuovi, ma c'è un fischio lontano dalla palla. Fallo del neoentrato Malbasa che sale a quota 3 falli personali in questa partita e quindi possesso ancora orzi nuovi con la rimessa al fondo. Timperi trova Tassinari che si alza da 3 punti e mette la tripla del pareggio, 33-33. Bartoli va da Giacomo Bloise, sfrutta il blocco di Vedovato, scambia proprio con Vedovato, bel passaggio dentro per Malbasa e di nuovo vantaggio San Vendemiano.
qualche problema col cronometro dei 24. Rimessa dal fondo per Tim Perry che trova Siberna. Ancora Tim Perry in palleggio contro Saverio Bartoli. Siberna si alza a 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Varaskin. Ancora possesso Orzinuovi col tiro da 3 punti di Tassinari, sbagliato, rimbalzo di Perin che in contropiede lancia, ma c'è un fallo di piede di Orzinuovi, quindi di nuovo possesso San Vendemiano. Rimessa a San Vendemiano, Bartoli va da Perin, blocco di Vedovato che cerca un passaggio difficile per Vedovato, infatti c'è l'anticipo di Varaskin che lancia Tim Perry in contropiede e altri 2 punti per Orzinuovi. Time out ancora per i padroni di casa, coach Mian richiama i suoi e ci sarà un minuto per rifiatare, dato che è una partita dagli elevati ritmi di gioco. Squadre di nuovo in campo, sarà rimessa dal fondo per San Vendemiano. Vedovato riceve, poi va da Bloise. Malbasa riceve, attacca Varaskin, poi trova Vedovato. Buona difesa di Galmarini che recupera anche il rimbalzo e di nuovo azione di attacco di Orzinuovi col solito Tassinari. Varaskin trova Tassinari, apertura per Varaskin, poi Galmarini, tiro fuori equilibrio allo scadere. Va a segno il numero 12 e di nuovo vantaggio Orzinuovi. Malbasa riceve, trova Bartoli, ancora Malbasa difeso da Varaskin. Malbasa si gira, appoggia al tabellone, sbaglio, rimbalzo recuperato da Varaskin. Poi Tim Perry trova Tassinari che in cabina di regia chiama lo schema per l'azione d'attacco di Orzinuovi. Tim Perry trova Galmarini, ancora Tim Perry, palleggio, resta il tiro a 3 punti, palla che esce, rimbalzo di Galmarini, stoppato però da Jacopo Vedovato e palla recuperata da San Vendemiano con Bloise che va in contropiede velocissimo e subisce il fallo del numero 5 Siberna che commette il suo secondo fallo personale. Cambi per entrambe le squadre, fuori Siberna e dentro il numero 10 Turel. San Vendemiano invece cambia Malbasa e Bartoli ed entrano Rossetto e Marco Mossi. Passaggio in volo di Bloise che trova Mossi, poi
va da Vedovato e si rinizia da capo l'azione d'attacco. Palleggio, arresto e tiro fuori, equilibrio di Perin, rimbalzo di Vedovato che corregge il tiro e c'è un altro pareggio di questa partita. Questa volta a quota 37, Tassinari in attacco, va da Turel, Galmarini sotto da Tassinari che attacca Bloise che subisce uno fallo di sfondamento e secondo fallo personale per Andrea Tassinari. Questa volta time out chiamato dagli ospiti. Punteggio di 37 pari, 1 minuto e 52 da giocare alla fine di questa prima parte di gara. In campo dopo il time out ospite, rimessa al fondo per San Vendemiano con Marco Perin. Bloise in palleggio, va da Marco Mossi che poi riconsegna per Bloise, poi ricezione di Vedovato, Bloise tiro da 3 punti, altra tripla di Giacomo Bloise, più 3 San Vendemiano, 14° punto per il numero 3 con 4 su 5 da 3 punti. Timperi attacca Perin che commette fallo, primo fallo personale del numero 5, saranno 2 tiri liberi per il 23 di Orzinuovi. Cambio San Vendemiano, fuori Perin e dentro Nicolò Lurini col numero 11. Primo libero sbagliato da Timperi. Zero su 2 del 23, rimbalzo recuperato da Marco Mossi con Giacomo Bloise in palleggio a gestire questa azione d'attacco di San Vendemiano. Ancora Bloise trova Mossi, passaggio veloce dentro da Vedovato, ma c'è l'anticipo del neoentrato Labovic che recupera la palla. Poi Turel riceve proprio da Labovic, passaggio dentro per Galmarini, Labovic riceve, attacca Lurini che commette il fallo. Saranno altri 2 tiri liberi per Orzinuovi, questa volta a tirare andrà dalla lunetta Bozidar Labovic. Fallo commesso da Lurini, terzo fallo personale per il numero 11. Primo libero sbagliato. Zero su 2 ancora di Orzinuovi. Questa volta il rimbalzo è di Vedovato. Poi Lurini in palleggio, va da Vedovato, poi quasi palla persa dal numero 2 che è in difficoltà, ma trova fortunosamente Giacomo Bloise che si alza ancora a 3 punti. Altra tripla di Giacomo Bloise. 10 secondi alla fine della prima metà di gara. Turel in palleggio, attacca Rossetto, va fino in fondo. Apertura per Timperi, palleggio, resto e tiro sbagliato, rimbalzo di Vedovato e prima metà di gara che finisce con il punteggio di 43-37 per i padroni di casa e con un carichissimo Giacomo Bloise a quota 17 punti. Questo secondo tempo della partita, Orzinuovi con Turel, Pipitone, Siberna, Tassinari, Mastroianni, San Vendemiano con Rossetto, Malbasa, Perin, Bloise e Vedovato. Possesso Orzinuovi con Tassinari in palleggio che va da Turel, poi riceve il blocco di Pipitone, ancora Tassinari,
tiro a 3 punti del numero 0, subito a segno Tassinari, prima tripla in questo secondo tempo. San Vendemiano attacca con Bloise, poi va da Perin, palleggio, scarico fuori per Rossetto, ma c'è un tocco difensivo di Orzi Nuovi, quindi sarà rimessa laterale per i padroni di casa, rimessa affidata a Bloise, punteggio di 43-40. Perin riceve, va in palleggio, poi trova sotto Vedovato che tira fuori equilibrio e va a segno, numero 2. Pipitone riceve in punta, poi trova Turel, ancora Tassinari in palleggio, poi palla ricezione di Turel, passaggio dietro la schiena per Pipitone che sbaglia, rimbalzo di Edoardo Rossetto che subisce anche il fallo del numero 19 che commette il suo terzo fallo personale, e rimessa dal fondo per San Vendemiano. Bloise in palleggio, va da Perin, poi sotto per Vedovato, raddoppiato, ma il numero 2 va a segno ancora. Break di 4-0 di Jacopo Vedovato, 47-40. San Vendemiano è massimo vantaggio in questa partita per i padroni di casa. Nel frattempo Mirko Turel attacca Edoardo Rossetto, poi scarico fuori per Mastroianni, ancora Turel attacca il numero 8, buona difesa, tiro difficile, fuori equilibrio di Turel che va a segno, e di nuovo meno 5 Orzi Nuovi. Rossetto va da Bloise, poi Vedovato, Perin che si alza a 3 punti, tiro che esce, rimbalzo di Pipitone che poi consegna per Tassinari. Ancora Turel contro Rossetto, altro tiro difficile, questa volta è cortissimo, il rimbalzo è di Malbasa che poi va da Perin che consegna per Rossetto. Vedovato va da Bloise che attacca Tassinari, poi ancora Vedovato, Bloise apre per Perin che al momento del palleggio però mette il piede fuori dal campo e quindi sarà di nuovo possesso per Orzi Basket. Sempre Tassinari in palleggio, va da Turel, cambio difensivo di San Vendemiano, Malbasa ora è su Turel, Pipitone fischia lontano dalla palla, un fallo commesso da Giacomo Bloise ai danni di Mastroianni, secondo fallo personale del numero 3. Rimessa al fondo di Orzi Nuovi, tiro a 3 punti di Tassinari sbagliato, rimbalzo di Perin. Bloise riceve, chiama lo schema di gioco, va in punta da Malbasa, poi Rossetto trova Malbasa, Vedovato consegna per Perin che alza una parabola che riceve Vedovato difeso da Pipitone, tiro difficile e tiro sbagliato, poi buon controllo della palla di Turel che però rischia di perdere la palla, Pipitone attacca e poi scarica su Siberna, sempre Pipitone in palleggio contro Vedovato, Siberna riceve, attacca Rossetto, va fino in fondo, sbaglia e il rimbalzo è di Jacopo Vedovato che con le sue lunghe leve raccoglie la palla, poi
Marco Perin in contropiede segna 2 punti in lay-up e subisce anche il fallo di Mastroianni e sarà tiro libero aggiuntivo e potenziale gioco da 3 punti del numero 5. Secondo fallo personale del numero 11 di Orzinuovi, Mastroianni. Primo libero a segno per Perin. Che segna il suo 14° punto. Pipitone riceve, c'è il fallo di Rossetto, saranno 2 tiri liberi per il 19. Primo fallo personale del capitano di San Vendemiano. Primo libero a segno per Pipitone. Due su 2 del numero 19, rimessa per San Vendemiano. Bloise in palleggio, va sotto da Vedovato, subito raddoppiato ma subisce il fallo commesso ancora dal numero 5 Siberna, che commette il suo terzo fallo personale. Cambio per Orzinuovi, fuori proprio Siberna e dentro numero 23 Timperi. Bloise consegna per Perin, poi Vedovato dentro per Malbasa che in reverse segna e di nuovo più 8 San Vendemiano. Mastroianni attacca contro Bloise, mismatch evidente tra i due, poi Mastroianni fa sportellate e commette fallo in attacco. Mastroianni commette il suo terzo fallo personale e sarà rimessa dal fondo per San Vendemiano. Orzinuovi con questo fallo entra in bonus. Nel frattempo c'è anche il cambio, fuori proprio Mastroianni e di nuovo in campo Lorenzo Varaschin. Bloise va sotto da Malbasa. Poi Perin, Bloise in palleggio, attacca Tassinari, spazi stretti, cerca un passaggio difficile per Vedovato, palla che finisce direttamente in fallo laterale, rimessa per Orzinuovi. Ancora Tassinari con la palla fra le mani, poi va da Timperi che attacca Perin, ma c'è una buona difesa del numero 5, poi Timperi tiro a 2 punti sbagliato e rimbalzo di Malbasa che poi consegna la palla per Bloise. Perin, tiro a 3 punti di Marco Perin che va a segno, più 11 San Vendemiano e massimo vantaggio. Coach Stefano Salieri costretto a chiamare time out per i suoi 4 minuti e 40 alla fine di questo terzo quarto di gioco. Squadra di nuovo in campo e rimessa dal fondo per gli ospiti con Timperi.
Varaschin va da Tassinari, difeso da Giacomo Bloise. Turel va sotto da Pipitone, passaggio dentro per Varaschin che trova uno scarico per Tim Perry che attacca contro Marco Mossi. Confusione a rimbalzo, ma alla fine arriva sulla palla Edoardo Rossetto che poi va da Bloise. Poi Mossi sotto da Malbasa che subisce il fallo del 19 Pipitone, quarto fallo personale. Pronto il cambio per lui, fuori Pipitone, dentro il numero 12 Galmarini. Orzinuovi che anche in bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per Malbasa. Primo libero sbagliato per Malbasa. Zero su 2 di San Vendemiano, rimbalzo di Galmarini che poi si affida a Tassinari che va da Turel. Cambio difensivo, eccezione di Varaschin che tira 3 punti, tiro sbagliato, lotta a rimbalzo Malbasa, poi Rossetto da 3 punti in transizione, sbagliato, rimbalzo di Varaschin. Tim Perry va sotto da Turel, difeso da Edoardo Rossetto, poi scarico fuori per Galmarini, ottima difesa di Malbasa, braccia alte, rimbalzo di Rossetto che subisce anche il fallo del numero 10 Turel, terzo fallo personale e altri 2 tiri liberi per San Vendemiano. Primo libero sbagliato dal capitano. Secondo assegno, più 12 San Vendemiano. Turel dentro per Tim Perry che si alza da 2 punti, ancora tiro sbagliato, rimbalzo di Marco Mossi, poi Bloise in palleggio con 2 relazioni d'attacco. 3 minuti alla fine del terzo quarto di gioco. Perin fuori per Marco Mossi che si alza da 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Varaschin e altra azione d'attacco per Orzinuovi. Varaschin va da Turel, poi ancora Tassinari che sfrutta il blocco di Galmarini. Tassinari in palleggio, Galmarini si alza 2 punti, palla che entra, meno 10 per gli ospiti. Rossetto apre per Malbasa che mette la tripla del più 13 a 2 minuti e 0,5. Turel riceve per il tiro a 3 punti, tiro importante che non va, rimbalzo di Perin, ancora Perin attacca, apre per Rossetto, tiro dall'angolo a 3 punti, palla che esce, rimbalzo di Varaschin, ritmi altissimi, Turel in contropiede, completa l'azione di Orzinuovi, punteggio di 59-48 con 1 minuto e 30 a giocare. Difesa aggressiva di Tim Perry che commette fallo, primo fallo personale per lui, fallo subito da Perin. Doppio cambio per coach Mian, fuori Rossetto, dentro Saverio Bartoli. Altri 2 tiri liberi di San Vendemiano questa volta.
Dalla lunetta si presenta Perin che va al segno con il primo tiro libero. Secondo libero sbagliato, rimbalzo di Timperi. Tassinari si alza a 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Perin. Poi Bloise riceve, va da Mossi che riconsegna a Bloise. Bloise attacca Tassinari fino in fondo in reverse. Giacomo Bloise va a segno per il suo 19° punto. Difesa fisica di Bartoli. Fallo chiamato dagli arbitri, sarà rimessa dal fondo per Orzinuovi. Doppio cambio San Vendemiano, fuori Perine Malbasa, dentro Lurini e Vedovato. Turel riceve dalla rimessa, poi va da Galmarini che apre per Tassinari. Cambio difensivo di San Vendemiano, Tassinari cerca un passaggio difficile per Varaschin che dopo trova sotto il ferro Galmarini che subisce fallo, avrà a disposizione 2 tiri liberi, fallo commesso dal numero 11 Lurini che commette il suo 4º fallo personale. Primo libero a segno per Galmarini. Secondo sbagliato e rimbalzo di Vedovato. 30 secondi alla fine di questo terzo quarto di gioco, punteggio di 62-49. Mossi consegna per Bloise. Mossi in palleggio, attacca, alza la parabola e palla che si incastra tra il ferro e il tabellone. Sarà palla 2 e possesso possesso che rimane a San Vendemiano con la rimessa dal fondo. Bartoli cerca un passaggio difficile per Bloise che viene anticipato da Tassinari, ma la palla finisce fuori, quindi altra rimessa dal fondo di San Vendemiano con 11 secondi da giocare. Tiro difficile a 3 punti di Mossi, ma al rimbalzo c'è Nicolò Lurini che poi trova Saverio Bartoli che segna sotto il ferro, lancio in contropiede per il solito Turel che però perde quell'attimo in più a tirare, quindi non fa tempo. Terzo quarto di gara che finisce con il punteggio di 64-49 per i padroni di casa, più 15 meritato dai ragazzi di coach Marco Mian. Bellino della partita quando è l'inizio del quarto di gioco. 10 punti Vedovato, 19 Bloise, 18 Perin, 4 Rossetto, 7 Malbasa, 4 Mossi e 2 Bartoli. Per Orzinuovi invece 8 punti per Tassinari, 8 punti per Siberna, 10 punti per Turel, 3 punti Mastroianni, 11 punti Galmarini, 7 punti Pipitone e 2 punti Timperi. Tassinari va da Galmarini, gliela tocca però Vedovato, recupera Bloise che poi va da Lurini che ritorna da Bloise per gestire questa azione d'attacco, riceve Lurini, tiro a 2 punti del numero 11, tiro sbagliato e rimbalzo di Orzinuovi con Siberna
che però mette il piede sulla linea e quindi è ancora possesso San Vendemiano. Bloise riceve da rimessa, consegna a Lurini. Ora Bloise tirò 3 punti cortissimo a rimbalzo di Nicolò Lurini, che poi trova Bloise che scarica sotto per Marco Mossi, che però impatta sulla parte bassa del tabellone, quindi rimbalzo Orzinuovi che si lancia in attacco. C'è un anticipo miracoloso di Giacomo Bloise che si lancia sulla palla, sarà rimessa dal fondo per la Gribertocchi. Galmarini consegna a Tassinari che si alza da 3 punti e va a segno. 11 punti per il numero 0 di Orzinuovi. Passaggio brutto e difficile di Bartoli, recupera Tassinari che poi va sotto da Turel che tira subendo il fallo, avrà a disposizione quindi 2 tiri liberi, fallo commesso dal numero 13 Bartoli, e se proprio Bartoli il suo posto Perin, fuori anche Bloise, dentro Edoardo Rossetto. Primo libero a segno per Mirko Turel. Due su 2 del numero 10, Agribertocchi che si riporta a meno 10. Perin va da Mossi che gliela riconsegna, ancora Mossi, poi Rossetto. Mossi contro Varaschin, consegnato di Vedovato per il tiro di Rossetto, tiro sbagliato, rimbalzo di Siberna. Turel si alza in transizione a 3 punti, rimbalzo di forza di Vedovato. Poi Mossi ancora da Vedovato e alla fine Rossetto consegna a Perin. Perin tirò a 3 punti difficile, sbagliato, e rimbalzo di Varaschin, altra azione d'attacco per Orzinuovi. Tassinari va sotto da Galmarini che subisce il fallo del numero 2 di San Vendemiano, secondo fallo personale e secondo fallo di squadra per i padroni di casa. Cambio immediato di Kozmian, fuori Nicolò Lurini e dentro Giacomo Bloise. Tassinari ancora a 3 punti, sbagliato questa volta, lotta a rimbalzo, arriva però Varaschin che poi va da Turel che sfrutta il blocco di Galmarini, fallo lontano dalla palla, commesso questa volta da Perin ai danni di Galmarini, terzo fallo di squadra e secondo fallo personale di Perin. Rimessa laterale per Orzinuovi. Turel in ricezione dalla rimessa, ancora difeso da Edoardo Rossetto, poi con astuzia Vedovato si mette sulla linea di passaggio e recupera la palla. Bloise va da Rossetto, poi riconsegna a Bloise, raddoppiato sotto da Vedovato, raddoppiato immediatamente, però sfrutta i suoi centimetri e va a appoggiare al ferro 2 punti pesanti e importanti. Varaschin riceve in punta e altro fallo per San Vendemiano, quarto fallo personale, e Turel subisce il fallo, cambio per
Orzinuovi, fuori Varaschin e dentro Mastroianni. Turel va da Siberna, che però Perin ruba la palla e poi subisce anche il fallo antisportivo proprio del numero 5 Siberna. Commette il suo quarto fallo personale, sono tiri liberi più possesso per San Vendemiano. Primo libero a segno per Perin. Due su due del numero 5, ora sarà rimessa laterale per San Vendemiano, però c'è prima un time out chiamato da coach Stefano Salieri, punteggio di 68-54 con 6 minuti e 49 da giocare. Squadre di nuovo in campo, Orzinuovi con Tassinari, Mastroianni, Turel, Siberna e Galmarini, San Vendemiano con Vedovato, Mossi, Rossetto, Bloise e Perin. Difesa forte di Tassinari, palla che rimane a San Vendemiano. Vedovato riceve, difesa forte di Tassinari che commette fallo. Terzo fallo personale di Tassinari, è ancora rimessa a San Vendemiano. Mossi riceve. Altro fallo immediato di Orzinuovi, questa volta a commetterlo è Mastroianni che commette il suo quarto fallo personale, ancora rimessa laterale San Vendemiano. Vedovato rimane troppo fermo con la palla in mano e commette infrazione di 5 secondi, palla recuperata da Orzinuovi. In palleggio va Tassinari, poi Mastroianni riceve, Galmarini riceve in punta, va da Siberna. Sempre il solito Tassinari con la palla fra le mani, trova Turel che attacca, ma subisce il fallo e avrà a disposizione 2 tiri liberi, fallo commesso dal numero 10 Marco Mossi. Primo libero a segno per Mirko Turel. Due su due del numero 10, Orzinuovi di nuovo a meno 12 punti. Perin riceve, poi dava
da Rossetto che consegna per Bloise. Rossetto si alza a 3 punti, tripla importante che non va, palla che finisce fuori e rimessa dal fondo per Orzinuovi. Mastroianni riceve, subisce il fallo del numero 10 Mossi, terzo fallo personale. 2 tiri liberi del numero 11 Mastroianni. Primo libero sbagliato. 0-2 di Mastroianni, rimbalzo di Vedovato che poi va dal Rossetto e infine Bloise in palleggio. Organizza l'azione in attacco di San Vendemiano, riceve Rossetto, poi Perin sfrutta il blocco di Vedovato, Bloise riceve, difeso da Tassinari, spacca il raddoppio Bloise, trova sull'angolo Perin, tiro difficile allo scadere, tiro corto e rimbalzo di Galmarini che poi lancia Tassinari che a sua volta lancia Siberna che con una finta di tiro attacca, sbaglia, ma il rimbalzo è di Turel. Tassinari riceve, si alza a 3 punti liberissimo e va a segno. -9 Orzinuovi con 5 minuti da giocare alla fine di questa gara. Bloise attacca, va sotto da Vedovato che subisce il fallo del numero 12 Galmarini e avrà a disposizione 2 tiri liberi pesanti. Primo libero a segno per Jacopo Vedovato. Secondo libero sbagliato e rimbalzo Orzinuovi. Solito Tassinari attacca, questa volta va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo arriva Galmarini, apre per Siberna, poi Turel. Buona difesa di Rossetto sul numero 10, Turel sbaglia il passaggio ma in qualche modo la palla arriva a Galmarini che va a segno e di nuovo -8. Orzi Basket che piano piano si avvicina sempre di più ai padroni di casa. San Vendimiano che non riesce più a trovare la via del canestro. Bloise attacca, lascia sul posto Siberna, poi Perin riceve, palleggio, arresto e tiro, sbagliato, un altro tiro di San Vendimiano, rimbalzo di Siberna e il solito Tassinari in palleggio. 4 minuti da giocare, Turel riceve, tiro a 3 punti, tiro corto, rimbalzo di Bloise e altro possesso San Vendemiano, possesso importante. Mossi riceve, poi va da Vedovato, Rossetto lasciato libero, Mossi riceve, anche lui liberissimo, tiro corto e rimbalzo di Tassinari. Turel difeso da Rossetto che commette fallo e saranno 2 tiri liberi per il numero 10 della Agri Bertocchi. Terzo fallo personale del capitano di San Vendemiano, cambio per Kozmian, fuori Vedovato e dentro Malbasa. Primo libero a segno per Mirko Turel. Due su 2 del numero 10 e -6 Agri Bertocchi.
Bloise in palleggio, trova Marco Mossi, poi Malbasa, va da Rossetto, poi ancora Bloise. Tiro 3 punti nel numero 3, tripla importante che non va, rimbalzo di Siberna che va in aria ad aggrappare questa palla, poi Tassinari va sotto da Galmarini, difeso da Malbasa. Malbasa fa sportellate e c'è il canestro più il fallo, potenziale gioco a 3 punti di Orzinuovi, fallo commesso da Malbasa che commette il quarto fallo personale. Cambio per Mian, fuori Marco Mossi e dentro di nuovo Jacopo Vedovato. Tiro libero aggiuntivo sbagliato di Galmarini e rimbalzo di Malbasa. Ora Bloise in palleggio. Perin attacca, va da Malbasa che apre per Bloise, pensa per un attimo tiro a 3 punti, poi Malbasa dal punta, tiro a 3 punti, rimbalzo importante di Vedovato che segna 2 punti pesantissimi, di nuovo più 6 San Vendemiano con 2 minuti e 30 da giocare. Tassinari in palleggio, va da Mastroianni, poi Siberna riceve sull'arco da 3 punti, ancora Tassinari sotto da Galmarini che subisce il fallo di Vedovato. Terzo fallo personale del numero 2 e altri 2 tiri liberi del numero 12 di Orzinuovi. Primo libero a segno per Galmarini. 2 su 2 del numero 12, meno 4 Orzinuovi. Perin riceve, va dentro da Vedovato, ma la palla esce e il possesso è ancora San Vendemiano. Bloise riceve, poi fuori per Vedovato che consegna per Perin, tiro a 3 punti del numero 5, altra tripla importante che non va, rimbalzo arriva Malbasa che però la tocca con il piede e quindi è possesso Orzinuovi. Tassinari in palleggio, tiro a 3 punti di Tassinari, palla sputata dal ferro, rimbalzo di Galmarini, poi la palla finisce a Turel. Tassinari attacca fuori per Siberna, tiro a 3 punti del numero 5, tripla che non va, ancora Galmarini la tocca a rimbalzo, Turel apre per Tassinari che per un attimo pensa al tiro a 3 punti, dopo riceve sul consegnato di Galmarini, difesa forte di Vedovato che commette fallo e altri 2 tiri liberi per Orzinuovi e quarto fallo personale del numero 2 di San Vendemiano. Primo libero sbagliato da Tassinari. Secondo segno e meno 3 Orzinuovi, possesso San Vendemiano con Bloise in palleggio, possesso importantissimo. Perin riceve, va da Rossetto, consegna per Bloise. Bloise va da Perin sotto per Malbasa, Malbasa attacca ma subisce il fallo di Mastroianni che commette il quinto fallo personale e saranno 2 tiri liberi per Malbasa, 1 minuto e 10 da giocare, fuori Mastroianni e dentro Lorenzo Varaschin.
Primo libero sbagliato da Malbasa. Pallone molto pesante in queste situazioni. Secondo libero però va a segno. Sangue freddo di Malbasa. +3, +4 San Vendemiano. Tassinari attacca, finta di passaggio, sbaglia, Galmarini lotta a rimbalzo, ma il rimbalzo è di Perin. Poi Tassinari si tuffa per recuperare una palla, ma Bloise riesce a tenerla. 50 secondi alla fine. Bloise va fino in fondo, appoggia in mezzo all'area, liberissimo, 2 punti pesanti e importanti. +6 San Vendemiano. Time out chiamato da coach Salieri. 47 secondi da giocare, punteggio di 74-68 per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo per questi ultimi 47 secondi. Rimessa Orzinuovi, Turel riceve, tiro immediato a 3 punti, alza la parabola e mettere la tripla. Time out San Vendemiano. 74-71, 44 secondi da giocare. Tripla incredibile di Mirko Turel. Squadre di nuovo in campo, rimessa dal fondo per San Vendemiano. Bloise riceve e attacca in palleggio, chiama lo schema di gioco, sfrutta il blocco di Malbasa, va proprio da Malbasa. Bloise che attacca contro Varaschin, alza la parabola, Malbasa e segna con la sua freddezza, punisce il numero 9 San Vendemiano. Turel ancora 3 punti, tiro incredibile, sbagliato, rimbalzo Tassinari che tira 3 punti, sbagliato, rimbalzo a Turel sotto il ferro che segna 2 punti, 15 secondi da giocare. Perin subisce fallo. E fallo antisportivo del numero 10 Turel, quindi 2 tiri liberi per Perin. E rimessa San Vendemiano, 14 secondi da giocare. Primo libero sbagliato per Perin. Zero su 2 del numero 5. Palla pesantissima. Fortunatamente ancora possesso San Vendemiano che può gestire questa azione d'attacco. Probabilmente ci sarà un fallo immediato della squadra ospite. Bloise riceve, fa scorrere i secondi. Varaschin commette fallo e 2 tiri liberi del numero 3. Primo fallo personale di Varaschin in questa partita. Time out ospite, punteggio di 76-73, 12 secondi e mezzo da giocare. Squadre di nuovo in campo per questi ultimi secondi di gioco. Bloise dalla lunetta sbaglia un altro tiro libero. San Vendemiano che rischia di farsi male con le proprie mani. Il secondo va a segno Giacomo Bloise, azione veloce di Orzinuovi. Turel tira 3 punti, tiro forzato che va a segno, 7 secondi da giocare. Rossetto riceve, subisce il fallo. +1 San Vendemiano e 2 tiri liberi
affidati al capitano, tiri liberi pesantissimi. Primo libero segno per Edoardo Rossetto. Due su due del capitano, importantissimo, serve una difesa altrettanto importante. San Vendemiano, Turel in palleggio, subisce il fallo di Giacomo Bloise, terzo fallo personale del play di San Vendemiano. Due tiri liberi per Mirko Turel, cambio Orzi Nuovi, fuori Varaschin, dentro Pipitone, cambio anche per Mian, fuori Bloise e dentro Marco Mossi. Primo libero pesante che va a segno per Mirko Turel. Sbaglia volontariamente il secondo a rimbalzo di Galmarini, che sbaglia il tiro del pareggio, e San Vendemiano vince al Cardiopalma questa partita importante, essendo uno scontro diretto per l'accesso ai playoff. Prestazione importante dei padroni di casa, dei ragazzi di coach Mian, che hanno dimostrato di avere nervi saldi e sangue freddo per vincere partite di questa importanza.